Un epilogo peggiore non poteva esserci. Ora ci aspettiamo veramente giustizia. Non vorrei assistere a situazioni che abbiamo già vissuto in passato. Il presidente del Veneto Luca Zaia interpreta con le sue parole quello che è lo sconcerto e l'indignazione della gente di fronte alla brutale aggressione subita dall'83enne Adriano Armellin nella sua casa, accanto al negozio di elettrauto gestito per tutta una vita. Questo è un fatto intollerabile in una società civile, continua il governatore, serve il massimo della pena. Sulla stessa linea il sindaco di Treviso e presidente dell'Anci Veneto, Mario Conte. Io l'appello che faccio oggi ai giudici, alla giustizia italiana, che venga messa la parola fine a questo tipo di episodi e bisogna avere la consapevolezza che chi compie questi gesti la pagherà cara, cose che purtroppo troppe volte in passato non è successo, quindi non devono esserci attenuanti, non devono esserci elementi che possano alleggerire la pena. Deve essere una pena esemplare e soprattutto la certezza della pena. Credo che sia giunta anche l'ora a livello politico di mettere la parola fine a situazioni come queste. A Pieve di Soligo la comunità è sotto shock, una violenza inaudita, quella patita da Adriano Armellin. Qui l'83enne, che lascia 2 figli, lo conoscevano tutti vista la sua attività in via Schirati. La fettuccia dei carabinieri delimita l'ingresso, l'immobile in cui il pensionato è stato aggredito è sotto sequestro. Sono delle scene che sono agghiaccianti, tutta la notte che rivivono nella testa, pensando ai ricordi, ai momenti belli che comunque ci hanno visti frequentare anche il signor Armellin nella nostra comunità. È un atto che ci lascia tutti nello sgomento, nel dolore più profondo, e credo che l'amministrazione comunale sia orientata a decretare il lutto cittadino nel giorno delle esequie per l'efferatezza di questo gesto commesso da questo criminale.